Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati all'Avvocato risponde. Quest'oggi sono qui con il collega che saluto, l'avvocato Luca Canevari. Buongiorno, ben ritrovati. E siamo qui per un'altra puntata in quest'ora che ci accompagnerà. Oggi vogliamo tornare a parlare di diritto previdenziale, quindi insomma tutte le possibili azioni a tutela del pensionato, visto che comunque è un argomento molto attuale, un argomento sempre interessante, ci sono tanti aspetti da approfondire e quindi approfittiamo di quest'ora per insomma riproporre quelle che sono diciamo le problematiche connesse appunto alla vostra pensione, al quantum, all'importo che vi viene erogato, alla contribuzione versata, insomma tutti questi aspetti. Ne approfitto per ricordare le nostre diciamo recapiti. Sicuramente se volete chiamare in diretta potete farlo allo 0266203529. Abbiamo anche la mail dedicata per tutte le vostre problematiche, che è info@l'avvocatorisponde.com, e il numero del fuori onda che potete trovare appunto potete trovare i nostri avvocati dal lunedì al venerdì al 328 24 08 154. Benissimo, come sapete noi ci occupiamo di tantissime materie, ogni venerdì cerchiamo di diversificare le varie materie del diritto di cui ci occupiamo, perché siamo appunto un team di legali specializzati in varie materie. Quest'oggi vogliamo riaffrontare diciamo l'argomento previdenziale. Tanti di voi ci avranno già sentito parlare di questo argomento, che è sicuramente molto importante e sono tantissimi gli aspetti da sapere. Innanzitutto ricordiamo anche di avere a disposizione un consulente previdenziale che fornisce, diciamo, quell'attività tecnica a supporto dell'attività legale necessaria per effettuare delle valutazioni sulla vostra pensione, sull'estratto previdenziale, sia per chi è già in pensione e avesse un dubbio sul suo estratto previdenziale di qualunque natura, sia per chi, anzi, è molto conveniente fare una valutazione per tutti coloro che devono andare in pensione e quindi attraverso diciamo questa valutazione possono conoscere la loro situazione sia giuridica che proprio diciamo tecnica e di conteggi della loro pensione. Innanzitutto rammentando quelli che possono essere i possibili errori dell'INPS, facendo una carrellata veloce diciamo di quelle che sono le situazioni che possono portare come dire poi a una possibile controversia nei confronti dell'INPS. Abbiamo più volte ricordato che capita spesso di ricevere una comunicazione da parte dell'INPS in cui viene chiesta la restituzione di importi versati per errore, riferiti magari anche a redditi di anni precedenti. Mi spiego, ricevete una comunicazione oggi in data odierna, maggio 2019, in cui l'INPS vi richiede con un pagamento rateale, cioè vi verrà, come dire, prelevata dalla pensione un importo pari a per un errore di calcolo su redditi riferiti al 2015-2016, quindi stiamo parlando di 2 o 3 anni fa. Ecco, in questo caso assolutamente fermatevi perché sappiate che questo tipo di errori che hanno portato a versare l'importo da parte dell'INPS non possono, come dire, l'INPS non può essere, non ha il diritto di richiedere i soldi, la restituzione dei soldi versati per errore se si riferiscono appunto a redditi passati, cioè non dell'anno precedente perché sarebbe legittimo, ma Esatto. degli anni addietro. In questo caso
è necessario, come dire, mandare una comunicazione formale all'INPS che sia anche interruttiva della prescrizione. Adesso vediamo bene anche i vari tipi di prescrizione, per poter bloccare questa richiesta illegittima e far sì che non vi venga sottratta, decurtata quella somma mensilmente dalla pensione. Quindi Tra l'altro, attenzione alle assolutamente, comunicazioni come tu dell'INPS. dicevi, se vi arriva una comunicazione dall'INPS o comunque da un altro ente previdenziale o cassa, certo, perché come certo. sappiamo Sono anche le sono casse diversi, private, esattamente, gli enti o le casse previdenziali che gestiscono comunque le pensioni, diversi tipi di pensione. Chiaramente il tempo, come tu giustamente dicevi, possono questi enti o comunque queste casse richiedere la restituzione di importi che si riferiscono soltanto al precedente anno di bilancio e possono effettuare questa richiesta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la altrimenti la restituzione. richiesta è illegittima e quindi in quel caso è necessario l'intervento dell'avvocato, possibilmente previdenziale, che risponda in maniera confacente, conferente alla materia, sicuramente interrompendo la prescrizione, ma facendo sì che si blocchi questa richiesta. Avverto anche che l'INPS non sempre risponde, ma dà modo quindi purtroppo di dover procedere con un ricorso gerarchico, noi lo chiamiamo così, sarebbe un ricorso interno amministrativo da mandare ovviamente tramite legali all'INPS, diciamo, depositato il quale c'è un periodo di tempo che sono 90 giorni per far sì che l'INPS possa rispondere, dare insomma una risposta a questa comunicazione, a questo ricorso. Non è assolutamente obbligata a rispondere l'INPS e quindi potrebbe anche far valere un silenzio rifiuto. In questo caso poi si valuterà un possibile ricorso avanti al Tribunale del Lavoro o avanti alla Corte dei Conti, a seconda che siate ex dipendenti privati o dipendenti pubblici. Però attenzione, perché non lo diciamo noi, ma è proprio un principio fondamentale della legge riferita appunto ai procedimenti amministrativi, ma è anche un principio fondamentale di cui ha parlato la Cassazione. Non è possibile restituire soldi indietro a meno che, si dice, non si provi che ci sia stato del dolo da parte del pensionato, cosa molto comunque rara e difficile. Quindi questo è un primo errore sul quantum che spesso può accadere. Magari potrebbe essere anche un errore semplicemente, come dire, di elaborazione dati, un errore informatico, però ovviamente spesso può far spaventare la persona, il pensionato, perché arrivano richieste di restituzione insomma importanti a volte, che riguardano insomma cifre elevate. Un altro piccolo aspetto che voglio sottolineare è per esempio i contributi volontari. I contributi volontari, sappiate che non sono la richiesta, la domanda di contributi volontari che magari poteste aver fatto in un periodo particolare della vostra vita perché non raggiungete, diciamo, la cifra contributiva, gli anni contributivi necessari per poi andare in pensione. Questa richiesta sappiate che non è vincolante, voi potreste anche averla fatta perché in quel momento particolare così ritenevate opportuno, ma se poi chiaramente l'INPS risponde a questa richiesta e allega dei bollettini qualche anno dopo riferiti chiaramente alla richiesta di contribuzione dei contributi volontari. Se poi per qualunque altro motivo voi non desiderate più dar seguito a questa richiesta, sappiate che non siete obbligati a pagare questi bollettini e quindi a dare seguito a questa richiesta. Quindi insomma la richiesta di contribuzione volontaria non è assolutamente vincolante, ma è solo una facoltà del pensionato che vuole appunto raggiungere quella quota di contribuzione necessaria. Quindi se volete chiamare 0266203529, sono tantissimi gli argomenti previdenziali. Uno di cui insomma ci occupiamo, che mi interessa particolarmente,
è la questione della reversibilità. Che cos'è? Tutti sappiamo che la reversibilità spetta al marito o alla moglie defunto, ma non è l'unico caso, no? Ne abbiamo già parlato, ma è sempre bene, e siccome è un argomento previdenziale, diciamo che interessa molti e di cui spesso i dettagli non si conoscono, è anche molto specifico dal punto di vista tecnico nel diritto previdenziale, perché in realtà la cosiddetta pensione di reversibilità non è una vera e propria pensione, perché tecnicamente la pensione viene erogata a chi abbia lavorato e abbia versato un determinato quantum di contributi, mentre invece la reversibilità viene detta tecnicamente pensione, ma in realtà è un contributo che lo Stato eroga ai soggetti che possano essere anche in situazioni di difficoltà e che si trovino in un particolare collegamento parentale e non solo con il soggetto che percepiva la pensione. La pensione di reversibilità si distingue. Abbiamo forse una chiamata, pronto? Sì, buongiorno avvocato. Buongiorno. Ascolti, io volevo chiedere questo, probabilmente l'avete detto un attimo fa, ma mi è sfuggito in radio, stavo mettendo le cuffie e non ho fatto in tempo. Dunque, abbiamo chiesto per mia moglie, ex artigiana, chiuso l'attività 2 anni fa, che ha 38 anni e mezzo di contribuzione, di pagare contributi volontari per arrivare, non so a cosa, dico 41, però... Però a questo punto mi arriveranno perché mi ha fatto la richiesta ufficiale, ma possiamo non pagarli o devo fare qualcosa? No, assolutamente può anche non pagarli. Noi normalmente siamo soliti magari mandare una comunicazione all'INPS in cui si dice che non si è più interessati, ma non è obbligatorio, potete mandarla giusto perché appunto sono cambiate, come dire, le cose e quindi non è più vostro interesse dar seguito a questa. Comunque no, potete anche non pagarla. Sì, ne abbiamo parlato poc'anzi, non è una, come dire, non è vincolante la richiesta di contributi volontari, sì. E un'altra cosina, se posso, l'opzione donna, siccome stavamo valutando questo, mia moglie ha 57 anni, dico fra 2 anni, nel 21 rientrerebbe nell'opzione donna, 38 anni e mezzo di contribuzione, dico potrebbe esserci dentro, ecco perché volevo non pagarli, perché dobbiamo tirare via. No, ma infatti, come dicevamo, possono cambiare le situazioni a volte, quindi non è obbligatorio, sì. Perfetto, la ringrazio di cuore, grazie per la chiarezza, siete in gamba. Prego, grazie a lei, grazie, arrivederci. Ecco, quindi stavamo parlando appunto di reversibilità. Sì, la pensione di reversibilità, quella che viene detta tecnicamente pensione di reversibilità, si distingue innanzitutto in diretta e indiretta, perché diretta quando il decuius già era titolare di pensione, indiretta se invece il decuius non aveva ancora raggiunto comunque i requisiti per poter comunque andare in pensione. I beneficiari, facciamo un elenco dei beneficiari della pensione di reversibilità, sono sicuramente il coniuge del dante causa, in particolare anche il coniuge separato, purché il dante causa fosse iscritto all'ente previdenziale prima che vi fosse intervenuta la sentenza di separazione. Se, questo lo specifichiamo, il coniuge era separato con addebito, poi possiamo semmai vuol fare dire cioè anche... che aveva colpa nella separazione. Esattamente. La pensione viene erogata soltanto se il medesimo era titolare di assegno alimentare da parte del coniuge che è deceduto. Il coniuge divorziato ha diritto alla reversibilità se è titolare dell'assegno di divorzio e non ha contratto un nuovo matrimonio, purché, come per la questione della separazione, il medesimo decuius fosse iscritto all'ente previdenziale prima della sentenza di divorzio. Nel caso appunto in cui il coniuge deceduto abbia invece contratto un nuovo matrimonio, la
percentuale dell'unica quota di pensione di reversibilità la stabilirà il è giudice. stabilita dal giudice e Esatto. chiaramente Con in questo sentenza. caso questo è un tema molto interessante, Anche molto frequente. è molto frequente, sì, in quanto è interessante in quanto la norma che regola la pensione di reversibilità nei confronti del coniuge non stabilisce quelli che sono i criteri per i quali appunto il giudice debba c'è una molta libera interpretazione del giudice. Diciamo che poi quello che conta in questi casi, noi ne abbiamo avuti tanti, è sicuramente gli anni di matrimonio, come dire, l'assistenza che magari la seconda moglie possa aver, come dire, prestato, è molto importante, assistenza morale e economica e quant'altro nei confronti della sono persona. diversi i requisiti che i giudici però non ce n'è uno specifico. Esatto, che hanno stabilito nella propria giurisprudenza come necessari per quantificare la pensione di reversibilità nei confronti del coniuge, del primo o del secondo coniuge. Quindi sicuramente come tu dicevi, contano gli anni di matrimonio, per cui quello dei due o più coniugi, perché poi il decuius può avere anche contratto più matrimoni, però mettiamo il caso che il decuius abbia contratto solo 2 matrimoni. Il problema e la questione è che la legge non stabilisce come vada ripartita la pensione di reversibilità in quota al primo e al secondo coniuge. Esatto, quindi perché entrambi hanno diritto alla pensione di reversibilità. Allora, sicuramente un requisito sono gli anni di matrimonio, un altro requisito sono gli anni di convivenza anche prematrimoniale, un ulteriore requisito è sicuramente la qualità della vita matrimoniale, nel senso che il coniuge che abbia comunque dovuto, per esempio, come tu dicevi, assistere l'ormai decuius, avrà diritto a una quota maggiore del coniuge che invece ha vissuto una vita matrimoniale qualitativamente superiore. Poi anche conta quanto abbia partecipato il coniuge dal punto di vista patrimoniale ed economico alla vita familiare con il decuius. Questi sono esempi di requisiti che la giurisprudenza della Cassazione diciamo che necessariamente in questi casi dovrà comunque essere fatto un ricorso all'autorità giudiziaria del luogo di residenza, quindi comunque deve necessariamente essere fatta chiamiamola causa, anche se poi è un'istanza fondamentalmente che di solito fanno poi entrambe le mogli, sia la precedente che la successiva, separatamente, e poi sarà il giudice con sentenza motivata a decidere. Esattamente. Tornando quindi poi all'elenco dei beneficiari della reversibilità, quindi oltre ai coniugi ci sono anche i figli, chiaramente ogni figlio, quindi i legittimi, i legittimati, gli adottivi, i naturali e i legalmente riconosciuti, hanno diritto i figli minori di 18 anni, inoltre gli studenti che siano iscritti alla scuola media superiore e di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che fossero a carico però del genitore deceduto e che non svolgano attività lavorativa, perché nel caso di svolgimento di attività lavorativa è possibile che l'ente previdenziale eroghi una pensione di reversibilità minore oppure appunto non la eroghi. Aspetta che abbiamo un'altra chiamata, scusami. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sì, ci dica. Sono un lavoratore. Sì? E devo spolverare un po' la memoria, un po' tutti gli anni che sono nati. Che negli anni 80 c'è stata abolita la scala mobile, che era un meccanismo che ci combatteva il caro vita, e ma automaticamente ti aumentavano i salari, no? Facevi un giorno di sciopero e l'indomani il governo era costretto a aumentare 1.000 lire, 2.000. Sì. Ecco. C'erano i signori sindacati, perché loro erano già previsti di entrare nel pianeta euro,
dove non servono i diritti dei lavoratori. Allora io penso di iniziare un po' a dirlo nei comizi, che va reintrodotto questa cosa qua. Della scala mobile, del meccanismo. Sì, questa la scala mobile, gabbie salariali, come pensava una volta la Lega. Sì, grazie del suo intervento, grazie. Sì, poi ovviamente questo esula dal legale. Noi ci atteniamo alle leggi odierne e ovviamente facciamo riferimento a quelle. Certo. Quindi poi, ulteriormente anche i figli studenti universitari, purché siano iscritti ad un corso di laurea e rispettino comunque la regolarità del corso di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età, e inoltre i figli inabili di qualunque età del genitore deceduto. Esatto. Tra l'altro, oltre a questi... sono anche i nipoti, giusto? Esattamente, sì. La Corte Costituzionale ha stabilito che anche i nipoti, equiparandoli ai figli legittimati, siano destinatari della pensione di reversibilità, purché siano di età inferiore ai 18 anni e a carico del coniuge deceduto. Anche i genitori del decuius possono essere titolari della pensione di reversibilità, purché abbiano almeno 65 anni di età e non siano titolari di una pensione diretta o indiretta, e che fossero a carico del decuius al momento del decesso. Esatto, poi proseguiamo con la nostra elenco dopo la pubblicità. Grazie. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Sono Giovanna, Mondoflex. voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati completamente sfoderabile a soli 199 €. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli, vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra, c'è una carica morale o moralistica, un fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha fatte. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata,
hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa. Eccoci tornati in radio, qui all'Avvocato Risponde. Oggi si sta parlando di previdenza e in particolare stavamo elencando i beneficiari che hanno diritto a ricevere la pensione di reversibilità. Dicevamo quindi che ci sono anche i nipoti e quindi insomma poi c'è chiaramente tutta una procedura per richiedere la reversibilità che appunto con dei documenti necessari, l'atto di morte, tutta una serie di documentazioni che poi qualora abbiate bisogno di assistenza potete telefonare sicuramente nel fuori onda al 328 24 08 154 oppure scriverci una mail a info@l'avvocatorisponde.com. Intanto se volete invece telefonarci in diretta approfittate e fatelo allo 0266 20 3529. L'avvocato Canevari voleva precisare quali sono i termini di prescrizione, che poi non è uno solo, relativi alla contribuzione, no? Sì, esatto, perché è utile per i nostri radioascoltatori sapere quando i propri diritti vengono a essere purtroppo estinti a causa dell'istituto della prescrizione. Anche i diritti previdenziali purtroppo sono soggetti ad estinzione e questo vi serve per sapere quanto celermente dovete rivolgervi all'avvocato, perché altrimenti se lasciate decorrere troppo tempo di non poter far più valere il diritto ad avere risarcite o restituite oppure erogate delle somme che di invece cui vi spettavano. Avete diritto. Beh, innanzitutto in generale il diritto alla pensione è imprescrittibile, quindi diciamo il diritto a percepire la pensione per chi abbia raggiunto i requisiti previsti dalla legge in generale è imprescrittibile. Poi la prescrizione si distingue in contributiva e previdenziale. La prescrizione dei contributi in generale per le pensioni dei lavoratori, quindi i contributi è quello che ovviamente il datore di lavoro deve versare all'ente previdenziale o alla cassa previdenziale affinché sia garantita e finanziata la pensione del lavoratore. Il termine per richiedere per richiedere la contribuzione non versata dal datore di lavoro è di 5 anni dal momento del mancato versamento. Questo per i lavoratori dipendenti. Chiaramente sì, perché dal 96 è stato ridotto ai 5 anni. Esatto, prima del 1996 erano 10 anni, sono adesso stati portati a 5. E abbiamo forse una telefonata, pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, ciao, sono Giuseppe Treviso. Sì, ci dica. Ho sentito che parlavate della reversibilità ai nipoti. Sì. Come funziona? La pensione di reversibilità ai nipoti, come dicevamo prima, non era prevista dalla legge, ma è stata introdotta da una sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che i nipoti che abbiano un'età inferiore ai 18 anni e che fossero a carico
carico del del decuius, e quindi anche se non affidati allo stesso, esatto, però dovevano economicamente essere a carico, economicamente dipendenti dal decuius, mantenuti dal decuius, possono aver diritto alla reversibilità. Quindi hanno diritto alla reversibilità. Funziona con una, diciamo, la prestazione si ottiene con una domanda che necessariamente va fatta attraverso degli avvocati o un CAF, meglio se degli avvocati, più che altro per verificare che ci sia tutta la documentazione, diciamo, attestante appunto il diritto a ricevere la reversibilità. Ci sono tutta una serie di documenti che deve presentare a chi, diciamo, le fa la domanda, e dopodiché comunque se si ha il diritto si riceve autonomamente generalmente qualche mese dopo la domanda, no? Il mese successivo dovrebbe essere anche. Sì, dica. Con che valore? Che percentuale? Allora, per i nipoti, diciamo, valgono poi le regole generali che vengono stabilite per i figli. Esatto. Quindi, per quanto concerne i figli, come dicevamo, i figli senza coniuge, se vi è un unico figlio, la percentuale è del 70%, questa è la quota di pensione spettante, con 2 figli l'80%, con 3 o più figli la quota è integrale, quindi del 100%. Siccome i nipoti sono equiparati ai figli, valgono le stesse percentuali. Va bene, grazie. Prego, buongiorno. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Sì, pronto? Pronto, buongiorno. No, mi sa che è caduta la linea. No, pronto? Pronto? Signore, ci sente? Buongiorno. Sì, buongiorno, parla Pretto, buongiorno. Ci dica, buongiorno. Sì, guardi, io ormai sono in pensione e quindi ho solo da recriminare alcune cose. Sì. Nessuno dice ai signori che adesso, siccome ho sentito che c'è un aumento di partite IVA, immagino che gran parte di queste siano dovute all'inizio di un'attività come libero professionista, come rappresentante all'interno del mondo del lavoro, insomma. Sì. Ecco, ora nessuno dice a questi signori che nel momento in cui versano contributi all'Enasarco, se non hanno come minimo 20 anni dopo di attività lavorativa come rappresentante, non potranno mai ricevere pensione, e tutti i soldi che hanno dato e che hanno dato le aziende assieme a loro vengono mangiati dall'Enasarco. Nessuno lo dice queste cose qua. Purtroppo. Purtroppo, ma c'era stato il ricongiungimento c'è il ricongiungimento, la totalizzazione, il cumulo. Ci sono vari istituti giuridici. Istituti giuridici ci sono ovviamente per fare, come dire, riunire tutti i contributi versati nella vita, durante la vita lavorativa. Poi se a volte... No, l'Enasarco mi è stato risposto dall'Enasarco, io ho fatto il ricongiungimento perché io ho avuto una vita lavorativa come INPS, come impiegato. Sì, e poi come agente di commercio. E come INPG, come giornalista. Quindi è giusto aver fatto il ricongiungimento. Hanno fatto gli ACRI hanno fatto il ricongiungimento di tutte, tranne l'Enasarco, che io avevo un'attività che poi non era neanche strettamente legato al mondo della rappresentanza o di quelle cose là, era solo, come ha detto Stampa, per attività così, e loro non sapevano come inserirmi perché per loro sfuggiva il discorso dell'INPSI. E allora, e poi in quel periodo ero ancora giornalista pubblicista, quindi non c'era ancora l'apertura dell'INPSI per il pubblicista, per l'elenco dei pubblicisti. Adesso che sono andato a fare il ricongiungimento mi è stato detto: ho perso 17 anni di attività lavorativa. Caspita, e non sono pochi, sicuramente. Di contributi. E 17 anni non è che siano pochi. Ma con che, cioè nel senso, con che motivazione le hanno dato? Non le hanno conteggiato anche questo? No, che è stata fatta, cioè l'Enasarco ha creato una fondazione e tutti i soldi che rimangono là al di sotto dei 20 anni lavorativi vengono messi all'interno di questa fondazione.
Questo però è stato bisognerebbe vedere, risultano intoccabili, ecco. Però questa fondazione bisogna anche vedere quando è stata fatta, perché effettivamente se poi è stata fatta successivamente, prima di quando sono andato io, perché però è ovvio che doveva essere informato di ciò, perché comunque è giusto che i propri contributi mi hanno fregato 17 anni di lavoro. No, ci dispiace, ovviamente non sono pochi questi. Ma io dico che quando anche il mondo politico, parlo di tutti, intesi chi ha promosso, e quindi io sono anche della Lega, quindi non è che sia contro, ecco, ma siccome è inteso anche per Salvini che ha promosso questo, che dice tanto c'è stato un aumento di... in realtà non è vero, e ti fregano. Bisognerebbe avvertire questi ragazzi che anche se si mettono a lavorare, a sgambettare per il mondo in cerca di procurare lavoro, di prendere qualche soldo, ecco, alla fine dopo rimangono fregati. Può avere ragione. È una cosa triste, odiosa, e è una frode questa qua. Perché sono stati fregati i miei contributi, quelli che ho versato io, e quelli dell'azienda. Certo, ma infatti sono situazioni che dovrebbero essere rimediate, poi purtroppo a volte... Ma potrebbero essere, poi io ho 74 anni. Diciamo che noi abbiamo lo strumento giuridico legale, possiamo supportare con questo strumento, e infatti abbiamo fatto anche numerosi ricorsi contro, leggi attuali e non attuali del passato recente, proprio perché... Per dirle, anche noi sappiamo benissimo che se sono in contrasto con alcuni diritti della Costituzione o della Carta dei diritti dell'uomo, sicuramente si può fare un ricorso in tal senso. Noi abbiamo gli strumenti giuridici, poi lei ha ragione, però purtroppo se poi diventa legge, l'unico modo è poter andare contro attraverso un procedimento giudiziario. Si può però... procurare una questione di legittimità costituzionale che sia fondata. La legittimità costituzionale è anticostituzionale, viene fuori una legge per il congiungimento delle infatti lei ha ragione. È anticostituzionale. E infatti bisognerà valutare eventualmente se ci sono i profili che deve essere fatto. Cioè, la base di tutto è quello. È fuori di testa. Ripeto, gli strumenti giuridici ci sono, volendo si può approfondire. Grazie comunque del suo intervento, possiamo sicuramente con i presupposti giusti valutare, anche perché appunto abbiamo la Corte Costituzionale, abbiamo la Corte dei diritti dell'uomo, la Corte Europea. Quindi insomma le sedi ci sono, le sedi opportune, poi chiaramente bisogna fare una causa fondata e valutare. Lei capisce, dottoressa, avvocato, che come si chiama? È evidente che in questo modo tutte le casse di previdenza, tutti gli istituti di previdenza possono comprare e mettere su immobili e fare immobili e diventare proprietari di chissà che cosa, insomma. Se mangiano i soldi è evidente. Sì, poi purtroppo le casse private poi hanno dei loro, regolamentati. Era privata anche l'INPS. Diciamo che le distinguiamo dall'INPS perché riguardano categorie di professionisti singoli. L'INPS non esistono più. Esatto, quindi loro purtroppo poi sono un po' a sé stanti, queste casse, come la cassa avvocati, come la cassa geometri. Ma guardi che le ripeto, vale un po' per tutti. Sono riuscito a ottenere l'iscrizione nel 2002 all'INPG, cioè all'Istituto di Previdenza dei Giornalisti, e quelli li ho recuperati. Meno male. E quindi è privato anche quello, perché è privato anche quello. Anzi, volevano togliere il privato e farlo entrare nell'INPS, perché erano soldi che sfuggivano allo Stato. Questo è il discorso alla fine. E questi poi sarebbero problemi più complessi, più lunghi. Schifosa, è veramente una cosa Comunque schifosa. Grazie del suo intervento, continui a seguirci, grazie. Grazie. A presto. Sì. Purtroppo. Sì, no, questi poi sono discorsi di carattere generale, poi ripeto, abbiamo gli strumenti, volendo, giuridici ci sono, in questa sede ne abbiamo parlato più volte anche negli anni precedenti, abbiamo fatto anche dei ricorsi cumulativi, delle class action, tuttora li proponiamo, chiaramente se riteniamo che ci siano dei profili di incostituzionalità
di norme regolatrici della materia previdenziale, esatto, sicuramente ben venga, c'è anche la Corte europea, valutare. quindi voglio dire, tutto si può valutare ovviamente approfondendo la questione. Tornando alla prescrizione, sì, tornando alla prescrizione, quindi abbiamo detto in generale di 5 anni per i lavoratori dipendenti, quindi diciamo l'ente previdenziale ha 5 anni di tempo dal mancato versamento dei contributi per poterli richiedere al datore di lavoro. Una eccezione si verifica quando il lavoratore denuncia la mancata contribuzione da parte del datore di lavoro. Sì. In questo caso il termine è di 10 anni. Ok, più lungo, giustamente, a tutela del lavoratore. A tutela del lavoratore. Esatto. Nel caso dei lavoratori autonomi, allo stesso modo, il termine prescrizionale per far valere, diciamo, la mancata contribuzione è sempre di 5 sì, anni. che poi ti interrompo, alla fine è alquanto semplice, come dire, far sì che la prescrizione non si estingua. Come diceva prima l'avvocato Canevari, attenzione, perché appunto bisogna prestare attenzione a questi termini, altrimenti non potrete più far valere il vostro diritto. È molto semplice perché basta rivolgersi a un avvocato, fare una lettera, una semplice lettera con le dovute formalità che interrompa la prescrizione. Con questa lettera voi vi siete messi, diciamo, prezioso esatto, che ci siano degli atti interruttivi per poi eventualmente procedere successivamente. Esatto, perché come tu giustamente dicevi, la prescrizione, che è un termine temporale, decorre da quando il diritto può essere fatto valere, può essere interrotta, cioè il termine ricomincia a partire dall'inizio, da quando viene mandata poi la diffida, poi viene mandata la diffida, che deve avere determinate requisiti caratteristiche formali, e requisiti formali, perché altrimenti non ha valore, e se non ha valore non ha effetto interruttivo. Certo. Quindi è bene comunque sì, poi come diciamo sempre, interrompere la prescrizione. Assolutamente. Poi molto spesso quello che cerchiamo sempre di farvi capire, di precisare, può essere anche che, come dire, attraverso l'invio di una diffida poi si instauri una sorta di dialogo, come dire, per cercare di risolvere bonariamente la questione. Questo avviene in tutte le materie, lasciatemi dire, anche nel campo del diritto del lavoro, la previdenza. È ovvio che ci deve essere appunto una diffida interruttiva della prescrizione, un contatto, volgarmente parlando, con la controparte, in modo tale che si possa poi anche magari cercare di risolvere la questione senza dover addivenire poi a una causa vera e propria. Quello poi è il passo successivo. Diciamo che nella previdenza c'è anche un passaggio ulteriore, come dicevamo prima, a seguito della diffida c'è il passaggio, diciamo, amministrativo, sì, con un ricorso interno, esatto, che allunga sì i tempi, ma permette ancora una volta magari di non arrivare all'aula di tribunale, e questo passaggio è obbligatorio, ma appunto si può vedere anche positivamente, nel senso che si cerca appunto un punto d'incontro con l'ente previdenziale e non si deve necessariamente arrivare alla causa. Certo, sarò franca, molto spesso l'INPS o comunque l'ente dall'altra parte aspetta, fa decorrere i tempi, i termini, e aspetta che venga poi fatta la causa per poter poi, anche se avete ragione, il diritto del pensionato, però attende la causa. Sì, magari attende l'atto introduttivo della causa, sebbene abbiate ragione, vuole aspettare, anche perché magari pensa che un pensionato desista dal fare la causa, perché comunque un po' per i tempi, un po' per i costi, anche se preciso, i costi previdenziali sono sicuramente costi molto ragionevoli rispetto ad altre cause, quindi per fare forense più basso. Sì, sicuramente il tariffario di riferimento non è tra i più elevati, quindi comunque conviene, se avete se vi spetta quel diritto, farlo valere. Quindi insomma questo è. Esatto, esattamente. Continuando poi sulla prescrizione, l'azione di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro per la mancata contribuzione si prescrive questa in 10 anni, e poi passando invece ai diversi termini prescrizionali in materia pensionistica, quindi prestazioni pensionistiche, i singoli ratei di pensione, quindi se voi
per alcune mensilità non ricevete cosa il rateo di spesso. che può accadere, per i ratei maturati e non liquidati avete tempo 10 anni per poter comunque richiedere il rateo di pensione. Per invece i ratei maturati, liquidati però non riscossi, vale la prescrizione più breve di 5 anni. Esatto. Chiaramente l'interesse sarebbe nel caso quello ovviamente di agire quanto prima, perché chiaramente noi lo significa consigliamo che sempre, più certo. mensilità della pensione non sono state erogate. Sì, non aspettate che si accumulino varie mensilità, perché poi aumenta l'importo e comunque insomma se volete poi anche, come dire, avere dei costi non troppo elevati, siccome poi le cause si riferiscono al valore, no, della causa come Certo, tariffario, certamente. vi conviene poi agire subito in tutti i Certamente, sensi, anche per ottenere prima il certamente. vostro diritto. Poi per quanto concerne i lavoratori deceduti e quindi il diritto alle indennità una tantum da parte dei superstiti, le medesime si prescrivono nel termine di 10 anni dal momento della morte, quindi del decuius. La domanda però per ottenere l'indennità è quella, deve essere presentata entro il termine decadenziale di 1 anno dalla nascita del diritto, quindi dalla morte del decuius. Del decuius, certo. Tenete conto che in generale poi, visto che abbiamo citato il termine di decadenza, come tu giustamente dicevi, nei confronti dell'ente previdenziale bisogna sempre proporre un ricorso gerarchico prima di appunto poter adire l'autorità giudiziaria. Sì. Una volta che il ricorso gerarchico è stato introdotto e sappiamo che l'ente previdenziale ha 90 giorni, 3 di mesi, tempo per rispondere. per poter rispondere Ma non è al obbligato a ricorso, ma non è rispondere. obbligato a rispondere. Il termine generale di decadenza per poter agire davanti all'autorità giudiziaria, scaduto il termine di 90 giorni, è quello di 3 anni, quindi avete 3 anni di tempo per poter fare causa, altrimenti non potete anche più far questo valere termine è i vostri importantissimo, perché ci è diritti. capitato che purtroppo alcune persone si fossero mosse purtroppo troppo tardi e quindi avessero perso questo diritto. La prescrizione è veramente importante, perché magari appunto avete ragione, ma poi non potete più far valere il vostro diritto, quindi mi raccomando, ripeto, è importante assolutamente in tutti i campi, anche nel diritto del lavoro è importantissima, quindi mi raccomando, tenete conto e rivolgetevi prima a un legale che vi può anche appunto illustrare tutti i termini, come sta facendo l'avvocato Canevaro. Attenzione, fate sempre in fretta a rivolgervi all'avvocato. Per esempio, le indennità di malattia si prescrivono nel termine di un solo anno. Che è un termine breve. Che è un termine breve, quindi abbiamo contezza e esperienza di molti pensionati o comunque titolari di diritti previdenziali o lavoristici che appunto arrivano in ritardo dall'avvocato perché sì, e sarebbe un peccato, perché magari appunto si scopre che il diritto sussisteva, il diritto a ricevere, no, quella malattia, quell'indennità, ma non si può far valere, quindi in quel caso per un discorso formale, no, di termini, di procedura. Quindi sicuramente, diciamo, a conclusione di tutto consigliamo sempre, per questo che parliamo di valutazione da parte di un legale, quando avete, come dire, un minimo anche dubbio o problema, il consiglio è fate fare una valutazione, magari anche con il supporto del consulente previdenziale, perché attraverso questa valutazione, questa verifica, si può poi appunto magari scoprire anche di poter far valere un diritto, poter far valere delle mensilità che non vi sono state date e quant'altro. Quindi non temete, insomma, il consiglio è quello di rivolgervi a un esperto, possibilmente previdenziale. Approfitto per rilasciare i nostri numeri perché siamo in chiusura. Allora, il numero del fuori onda è il 328
08 24 08 154. Potete comunque chiamarci dal lunedì al venerdì, anche per chiaramente problemi, questioni legate anche a tutte le altre materie, il diritto condominiale, il diritto delle successioni, il diritto di famiglia, il diritto del lavoro. Potete oppure scriverci una mail alla casella dedicata info@l'avvocatorisponde tuttoattaccato.com. Ringrazio l'avvocato Canevari. Grazie. Vi saluto, vi auguro buon weekend e settimana prossima avrete una puntata ancora con il fiscalista che è stato qui settimana scorsa, esatto. E spero che vi possa essere sicuramente utile. Il fiscalista e l'avvocato Canevari, che sicuramente saranno pronti a spiegarvi importanti argomenti in quella materia. Buon weekend. Buon weekend. Avete ascoltato L'Avvocato Risponde.